Alza il capo e pronto lo rituffa in acqua sotto gli occhi incuriositi di quanti il sabato si recano al mercato. È diventato un vivo consumato Martino, loco cignoide maschio che dallo scorso Natale nuota all'altezza del ponte di Portavecchia nel canale Bisatto a Este. Vivo e canterino, loco Martino per i suoi richiami canori mattutini al sorgere del sole, probabilmente richiesta ai passanti di cibo, ha rischiato di fare una brutta fine ed è stato anche oggetto di un lancio di bottiglie di plastica. Ma come si fa a non voler bene a quest'oco che tra l'altro nel canale gode della buona compagnia di alcune anatre? Ed ecco allora che il comune di Este, su input della pagina social all'altra Este, ha trovato per lui una sistemazione in una fattoria didattica della zona. In attesa del trasferimento, Loco Martino resta lì, vanesio e pronto a farsi scattare foto e video in cambio magari di un piccolo lancio di cibo.